In molti ce lo stiamo domandando, ragazzi, non giriamoci tanto intorno, ma la nuova maglia del Napoli come sarà? Allora, partiamo dal presupposto che oggi è uscita una notizia clamorosa, secondo me, perché il Napoli lascia da parte Kimbo, quindi lo sponsor Kimbo non sarà più presente sulla maglietta del Napoli. Si parla in queste ore una trattativa con Caffè Borbone, eh, e per levare una marca di caffè ne metti un'altra. Non vedo dove sia questa grande intuizione da parte di Armani o da parte della SSC Napoli. Comunque, dovrebbe rimanere MSC Lete e Kimbo va via Kimbo e dovrebbe entrare come main sponsor. Ora non so se Kimbo rimane sui cartelloni pubblicitari, sarà sponsor tecnico del Napoli, ma non sarà main sponsor. Si parla ora, come già detto ora, di Caffè Borbone, però l'unica cosa che io non riesco a capire, se noi ci abbiamo Lete in rosso, MSC di colore bianco, Caffè Borbone, se noi andiamo a guardare il logo di Caffè Borbone è di colore blu. A questo punto lo dovrai fare per forza bianco per non fare un accrocchio di colori, un pastrocchio di colori. Come sappiamo la K va via e il materiale tecnico sarà gestito da Onis Swiss, non so se si pronuncia così, comunque sarà gestito da loro. Qui spero vivamente che non facciano più magliette strette così, perché voglio non posso più. Cioè io compro una XXL e sono strette come la morte, voglio me, una cosa esagerata. Ci sarà Emporio Armani come stilista del Napoli, però non si sa ancora niente. Forse il 30, quando Aurelio De Laurentiis si deciderà a parlare, molto probabilmente si parlerà anche della nuova maglia del Napoli. Si cerca di autoprodurla la maglia, quindi prima si era pensato ad Armani come sponsor, come cose, però sembra che il Napoli abbia trovato l'intesa con questa società di terze parti per costruire il materiale tecnico. Armani ci dovrebbe mettere solo la firma tipo Burlon, per farvi capire. Speriamo che Aurelio De Laurentiis ci faccia sapere qualcosa e spero, siccome sono autoprodotte, quindi il Napoli guadagnerebbe il 100% se non erro da questa cosa, forse il 90%, il resto glielo dovrà dare a queste qui che gli forniscono il materiale. Che le magliette costino un pelino meno, Aurelio? Ma poco, perché pagare 90 euro una limited edition stile Argentina, che poi ora la troviamo a 45 euro sul Napoli Store, mi puzza un po' di fregatura. Comunque, detto questo, chiudo il video qui perché sennò si fa troppo lungo. Aurelio, abbassa il prezzo, me leviamo questa scritta rossa di Lete, perché Lete in bianco facciamo partire l'hashtag, era già partito l'anno scorso, e poi facci sapere di questo sponsor, terzo sponsor a questo punto, perché se va via Kimbo tu lo devi sostituire. E c'è Caffè Borbone, come fanno sapere su Calcio Napoli 24. Ma io mi domando una cosa, ma noi abbiamo un bello sponsor, Konami, che fra 2 stagioni entra ufficialmente a far parte del Napoli. Konami, ma se togliamo la scritta Lete e ci mettiamo Konami? No, Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926.